Ciao a tutti, una precisazione. Il fatto che io sia fresco di barbiere è dovuto soltanto al fatto che il mio barbiere è finalmente tornato. Non c'è nessuna correlazione col fatto che stranamente mi sentirete cantare in italiano. E in italiano canterò una versione di E a tuo figlio come ciò conte capoteleca e un taffronte dovuta al magistrale intervento del professore Giuseppe Paternostro. Versione italiana resasi necessaria affinché sia chiaro, anche al di là dello stretto, fortunatamente ancora senza ponte, come noi siciliani che la pensiamo in un certo modo, ci rivolgiamo a quei conterranei che hanno in simpatia un determinato partito politico. Sono per la libertà di pensiero e per la libertà di voto e nel mio libero pensiero penso che un siciliano che vota Lega è come qualcuno che chiama suo dentista di fiducia chi lo ha appena preso a calci in bocca. Se poi riesci anche ad avere un incarico che ha a che fare con la cultura, pensa tu che grande protesi odontoiatrica si rende necessaria in questo caso. Grazie, buona musica a tutti e buon ascolto di... a suo figlio lei come lo spiega? Con quale faccia lei vota Lega? E a suo figlio lei come lo spiega e con quale faccia lei vota la Lega? E a suo figlio lei come lo spiega e con quale faccia lei vota? Lei vota, caro signore, se la ricorda o no, di quando quel badano da Betti ci trattò, ladroni e gran mafiosi bestemmiano il sacro pro, buoni a nulla e infingardi, ecco cosa vomitò. E a suo figlio lei come lo spiega e con quale faccia lei vota la Lega? E a suo figlio lei come lo spiega e con quale faccia lei vota? Lei vota e lei su quel carroccio con Lega si imbarcò, ma adesso è solo un numero per fare che non so. E se la bandiera verde lei crede che gettò, la dignità di un popolo non si svende proprio no. E a suo figlio lei come lo spiega e con quale faccia lei vota la Lega? E a suo figlio lei come lo spiega e con quale faccia lei vota la Lega? E a suo figlio lei come lo spiega e con quale faccia lei vota? Lei vota, lei vota.